Intenso fine settimana in Cansiglio per il terzo appuntamento dei Giochi del Veneto, organizzati dal CONI Veneto in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura della regione. Un intenso fine settimana con 9 discipline sportive hanno coinvolto i comuni dell'Alpago, Fregona, Tambre, Mel, Fara d'Alpago e il fantastico scenario del Colle Indes, che sovrasta Tambre, dove lo sci d'erba ha dato spettacolo in una disciplina sempre più attrattiva. Ci troviamo qui a Colle Indes per la prima prova quest'anno del circuito CONI e della sci d'erba, gara che è stata inserita per volontà del CONI nel circuito delle manifestazioni qui in Alpago. La gara è in corso, come potete vedere, ci sono i bambini fino a 14 anni che praticano lo sci d'erba e fanno questa manifestazione oggi. E già ieri hanno corso e oggi con lo slalom si conclude questi 2 giorni di gare. Ma è stato il lago di Santa Croce a Fara d'Alpago a fare da padrone nell'ultimo fine settimana con il canottaggio, il pugilato e il tiro con l'arco che hanno accomunato tantissimi giovani under 14 nel fantastico scenario del lago. Siamo qui in questa sede, in questo meraviglioso posto, in questo lago che ci grazia con la sua verde cornice per i giochi dei giovani, il trofeo CONI del 2014. Abbiamo diverse squadre partecipanti, diversi atleti che sono venuti qua tra le categorie allievi e cadetti e speriamo che tutto vada per il meglio e siamo contenti dell'ospitalità che la comunità dell'Alpago ci ha offerto. Devo ringraziare il Presidente Bardelle e tutti i suoi collaboratori per aver scelto l'Alpago. So che è stato molto difficile perché tutti quei giochi, tutte quelle federazioni predisposte e magari spostate in tutte le località dell'Alpago, non solo dell'Alpago ma anche del Vittoriese, ha cercato sicuramente dei problemi organizzativi, ma però con gente competente e collaboratori come ha il Presidente Bardelle questo è stato anche facile. Questo è il trofeo CONI che vuole far conoscere lo sport a tutti quanti, lo sport che comprende moltissime discipline sportive. Il calcio certamente è la prima disciplina sportiva, come attenzione ma non dobbiamo dimenticarci che i nostri ragazzi si possono divertire con molte altre specialità. L'importante è fare sport, essere vicini allo sport, continuare a fare sport tutta la vita per crescere e, io dico, anche invecchiare in maniera sana. Credo che lo sport questo sia il messaggio. A Tambre la sala parrocchiale del Cinema Alpino ha ospitato le interminabili sfide di scacchi per tutto il pomeriggio di domenica, mentre a Fregona la pallamano ha concluso la settimana dei giochi tra under 12 e 14 a suon di gol. È un gioco che si può praticare al coperto, fra l'altro le do una novità che magari non tutti sanno, è lo sport più praticato in Europa al coperto, più della pallacanestro, più della pallavolo, più di qualsiasi altro sport al coperto. È uno sport che si può praticare facilmente, tutti i ragazzi e le ragazze riescono a imparare velocemente le regole base di questo sport perché si pratica in palestra, si pratica a scuola ed è semplice nel senso che con la palla in mano loro riescono a fare tantissime cose e soprattutto riescono a esprimere fisicamente quello che hanno voglia di fare. Poi quando si avvicina e si approccia allo sport vero sicuramente ha una serie di regole importanti che bisogna saper rispettare. Sabato 28, ultima giornata dei Giochi del Veneto, con la canoa, il golf, le bocce, lo squash, il patinaggio, corsa, il nuoto, l'orienteering. Poi domenica la conclusione del Festival dei Giovani con la grande cerimonia di chiusura del Trofeo CONI in piazza a Fara d'Alpago.